E noi come Regione Veneto abbiamo avanzato due proposte. Una ovviamente è quella dell'autonomia, quindi portare avanti l'iter iniziato il 22 di ottobre, l'altra è la riapertura del Tribunale della Pedemontana. Nel contratto di governo tra Pentastellati e Carroccio il Veneto centra due obiettivi, spiega Finco. Il primo va nella direzione dell'autonomia, il secondo della difesa della giustizia a livello locale. Ora però serve un cambio di passo, mette in guardia il capogruppo della Lega. Attenzione, non basta solamente la sommossa, diciamo il movimento a livello locale, quindi il movimento dei sindaci e degli avvocati, ma serve che sia l'intero territorio della Pedemontana a supportare questo progetto. Bassano non può essere sola ad affrontare questa battaglia, ma ci deve essere una forza, diciamo, che va dalle categorie economiche agli avvocati e notai, ma anche a tutti i sindaci del territorio pedemontano senza distinzioni. Sindaci, portatori di interessi, politica locale, tutti assieme, sostiene Finco, per permettere al territorio di difendere le proprie peculiarità, i propri fiori all'occhiello, ma anche per guardare avanti. E noi da tanti anni sentiamo parlare di Grande Bassano, di area vasta, ma purtroppo questa non l'abbiamo mai vista concretizzarsi. Oggi abbiamo due grandi temi a livello locale, che sono l'ULSS e il Tribunale della Pedemontana. Su questi due argomenti noi dobbiamo fare squadra e ottenere servizi per il nostro territorio. Se si riuscirà a fare squadra per il bassanese potrebbe dunque arrivare un cambio di rotta, un'inversione del ciclo che potrebbe partire proprio dalla riapertura di via Marinali.